amici bellini, allora dai, andiamo a rivivere un pochino questa amichevole che è stata un po' diversa da quella della Naune. La Nauna. Ho difficoltà a parlare. Ricominciamo. Allora, chi è? Pellegrino al, diciamo, Pellegrini, che poi richiama un po' alla questione dei trequartisti della Roma. Ma voi non state in esubero con tutti quei Sciaravi, Pellegrini, Zaniolo, così veramente vi pigliate voi a Dybala? Non sappiamo, il mercato, le vie del mercato sono infinite, ci dicono gli esperti di calciomercato, che ne dicono una al giorno, ognuna diversa, finché una non la beccano e ci dicono: ah, visto, ve l'avevo sempre detto. Lasciate un like per gli esperti di calciomercato, ma a noi interessa di più il campo, e quindi vediamo una sorta di formazione iniziale contro il Perugia, che è più o meno la formazione migliore schierabile probabilmente al momento, con un paio di decisioni da prendere. È chiaro, puoi mettere Fabiano, puoi mettere Zielinski, ma insomma bene o male siamo lì. E quindi con Meret in porta, Di Lorenzo capitano, poi c'hai Rachmani, c'hai Juan Jesus a sinistra, nella zona praticamente di Koulibaly, e poi c'hai Mario Rui, e poi c'hai questo centrocampo a 3 che è molto fluido. Si insiste, ragazzi, su questa cosa qua. Ruotano in continuazione con Lobotka perno centrale, ma Anghissà non lo trovi fisso come mezzala destra, e Fabian mezzala sinistra che ha un po' più di libertà di offendere. Molto spesso si trovavano Anghissà ad aiutare Lobotka in impostazione o viceversa, insomma, con Fabian che si abbassava. Insomma, molto molto fluido il centrocampo. E poi in attacco Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia. Io insisto, Kvaratskhelia, la Z proprio non vi vuole entrare. Schelia, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, ce l'ha detto lui 500 volte. E poi Carlo Alvino è un amico, e quindi io glielo dico qua pubblicamente, glielo ripeto anche in privato quando ci sentiamo, l'insistere sul KK77, KK, che bello KK, fa male, Carletto, fa male anche, è troppo presto. KK è un altro. E adesso vogliamo subito, come si dice, rimpiazzare il KK con il KK. Ne abbiamo parlato con l'amico Alberto che c'era il doppio KK, ma doveva essere un K al quadrato. Adesso qua chiamarlo KK non va bene, e Kvaratskhelia non va bene. Dai, si può fare di meglio. Insomma, proprio Kvaratskhelia va in gol con un bellissimo 1-2 scambio in velocità con Osimhen, e fa un gol bellissimo. Un altro repertorio, sempre da sinistra, però questa volta di esterno destro, bello secco, senza scampo per il portiere. Poi ci sono un po' di errorucci di Fabian. È stata una partita condita un po' da parecchi errori, sia in impostazione, insomma, pare che fosse, insomma, facesse anche molto caldo, e quindi vale quello che vale. Ovviamente, come non valevano niente i 10 gol di prima, non valgono niente i 4 gol di adesso, né il gol subito. Non vale quello che fai, non vale quello che subisci, anche se, insomma, vedremo spesso partite così, magari con avversari un pochino più forti del Perugia, che magari ti aspettano e ripartono, e lì devi essere bravo, anche perché, certo, qualche erroruccio di Fabiano così, poi Fabiano il tiro che viene parato. Al 30esimo io devo segnalare una diagonale di Mario Rui, che altrimenti il Perugia era già andato in porta, e bisogna segnalarla la diagonale di Mario Rui. Poi c'è un Osi troppo altruista, Fabian che gli arriva il pallone, cicca il pallone, Osi ci crede e insiste, poi c'è la parata. Poi c'è il gol di Anghissà su corner, prima una bella incornata e poi dopo una serie di rimpalloni, ma Anghissà ci tiene tantissimo, mi piace l'atteggiamento di sto ragazzo. Poi mi sono scritto onestamente Lozano non bene, perché è stato spesso imbeccato dai compagni, ma non è mai riuscito a essere decisivo, a mettere dei cross interessanti e puliti, a superare l'uomo. Spesso li ha messi a terra, ma senza poi guadagnarci niente in dribbling. Lo stesso Kvara si è visto all'inizio, ma poi è stato un pochino avulso dal gioco in questo primo tempo. Insomma, il giallo ad Amir Rachmani in una partita vera
poteva anche essere rosso, attenzione, e mi sono segnato sempre questa cosa del centrocampo fluido. Nel secondo tempo, ovviamente, girandola di sostituzione, vediamo Contini in porta, Zanoli, Di Lorenzo che passa centrale con JJ, Rui, poi c'è Dem e Elmas inizialmente a 2 a centrocampo con Politano, Zielinski, Unassa a sinistra e Petagna. Attenzione, perché anche qui molto ibridi, molto particolare questo centrocampo con Dem e Elmas e con ancora una volta Zielinski, perché si stava subito pensando allora se gioca Zielinski è 4-3-3 perché Zielinski sotto punta non lo vediamo più. Io non me la sento di escludere questa situazione, anche perché Zielinski sotto punta nell'anno di Gattuso ha fatto sfraceli, quindi non è detto assolutamente che sia bocciato. È chiaro che ce l'ha detto Spalletti che lo vuole utilizzare un po' più dietro, fargli avere un po' più di spazio, e va benissimo e lo sapremo. Però intanto a inizio secondo tempo Unas non parte sotto punta ma parte esterno a sinistra, ancora diverso come ruolo. Dopodiché questo centrocampo si sviluppa in maniera diversa. Unas finisce sotto punta ed Elmas va a sinistra, dopodiché Zielinski si abbassa un pochino, insomma a un certo punto il centrocampo era quasi Zielinski-Dem, insomma fanno un pochino di, come si dice, la famosa rumba che ci voleva far vedere Spalletti, ma quello più in forma, bisogna dirlo, è Politano, perché Politano ne scarta un paio, c'è lo scambio con Petagna, riesce a trovare il gol, questo dopo il gol del Perugia che comunque arriva un mezzo infortunio di Zanoli che per anticipare un avversario comunque serve il pallone facile a un altro avversario del Perugia, quindi il Perugia il gol ce lo fa, il cross arriva dalla sinistra, insomma Rui non chiude benissimo come invece aveva chiuso benissimo nel primo tempo, perché diciamole tutte le cose. Dopodiché entrerà Zerbin che viene messo in zona Zuniga, io la chiamo così perché quando Zerbin viene messo da terzino sinistro lo dovete immaginare alla Zuniga, cioè un terzino che spinge, che però è tutto destro e quindi tende a fare questo dribbling a rientrare un po' come faceva Zuniga, e secondo me non è neanche malissimo Zerbin in quella zona lì, quindi al posto rimane lui e Costanzo al posto di Juan Jesus. Petagna in una delle occasioni del Napoli verso il finalissimo si invola da solo verso il portiere, tocca il pallone, cade per me da solo, comincia a cadere da solo, poi viene anche toccato, segna un bel rigore e poi la noia è generale perché veramente ritmi blandissimi, c'era tanto caldo, cioè, insomma il Napoli è in preparazione, non possiamo aspettarci brillantezza ma dobbiamo aspettarci qualcosa dal mercato perché in questo momento ne abbiamo bisogno e non sappiamo se questo qualcosa può essere Dybala, perché sembra, e io questo volevo scongiurare quando io vi dicevo che Dybala non mi convince, io quello che voglio scongiurare è che Dybala possa essere l'unica carta che si può giocare De Laurentiis per ricompattare l'ambiente e dire almeno De Laurentiis ha preso Dybala. Non puntiamo su Dybala perché è difficile, è sicuramente più difficile di altri colpi, pare che stiamo chiudendo De Lofeu. Secondo me De Lofeu non basta per la piazza per dire grande acquisto, ci entusiasmiamo, non scalda De Lofeu come scalderebbe un Dybala o come avrebbe potuto scaldare, l'ho detto bene, non so, c'è Mertens insomma per capire. Se ci fissiamo su Dybala e poi Dybala non arriva, la delusione diventa gigante. Allora Napoli, tu che smentisci quando ti serve smentire, rismentisci un'altra volta Dybala, fai parlare a Giuntoli e dici che non ci è mai interessato, altrimenti sai quante ne sentiamo da New York. Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere come l'avete vista, preferite il 4-3-3 o il 4-2-3-1 al momento. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.